Però la No, no, senatrice, ma ma signora, scusate, perché dopo... allora, Vedete, mischiamo i termini. premesso che volentieri, se prendiamo l'indipendenza, ma detto questo, tra Lombardia e Veneto ci sono circa 80 miliardi di residuo fiscale. Non No. c'è circa 80 miliardi di residuo fiscale, 15 milioni di abitanti. Non è tanto un problema, non sarebbe tanto un problema l'autogestione economica di queste regioni con il residuo fiscale che c'è, ma non è questa la questione e non si pone neanche in questi termini. Però, giusto per ricordare una cosa, questo referendum non è, come si dice anche giustamente, figlio della Lega, perché in realtà questo referendum è nato più o meno quando nel 2013, se Ciambetti può darvi conferma, la maggioranza dell'epoca aveva fatto una richiesta, mi sembra fosse la 352, mi sembra, la richiesta per un referendum per l'indipendenza. Dopo pochi mesi un gruppo di Forza Italia, se non ricordo male, ha fatto una richiesta per il referendum per l'autonomia. Ora, dal mio punto Se ne di votiamo vista, uno, se voti anche gli esatto, dal mio punto di vista era stato per sminare o depotenziare il referendum richiesto all'epoca con la 352 che ricordo era stato sì proposto dalla Lega ma su spinta degli indipendentisti, così. Comunque, giusto per dare il ricordo, noi all'epoca abbiamo fatto anche la richiesta di referendum per l'indipendenza, ci è stata negata alla Corte Costituzionale, è per quello che siamo arrivati al referendum per l'autonomia. Tutto qua. E riallacciandomi a questo, se torniamo ancora più indietro, nel 2000 in Consiglio regionale